La politica a tempo di elezioni, o meglio di candidature per le europee. La Lega presenta per prima i 6 candidati veneti, conferme per gli uscenti Rosanna Conte e Paolo Borchia, 4 volti nuovi, tanti sindaci ed ex sindaci. Non è stato ufficializzato ancora il capolista, deciderà probabilmente Matteo Salvini, anche se i rumors ormai danno per fatto il nome del generale Vannacci. Sentiamo. Una sorpresa ai militanti leghisti, così l'ha definita il segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani, che ha scelto la platea dei 300 della Scuola di Formazione Politica Veneto Domani per annunciare i nomi dei candidati alle europee. Accanto a 2 conferme e 4 volti nuovi, gli uscenti sono il veronese Paolo Borchia e la veneziana Rosanna Conte, le new entry, il vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, il vice sindaco del comune vicentino di Rossano Veneto Morena Martini, il sindaco di Porto Tolle in Polesine Roberto Pizzoli e la deputata nonché sindaca di Pozzonovo nel padovano Arianna Lazzarini. Ancora una volta lo scatto della Lega in un Veneto dove il partito ha perso consensi e punta a recuperare con una campagna di territorio. Sono espressione dei territori, quindi noi siamo partiti intanto con i nostri 6 candidati e nel corso delle prossime settimane presenteranno i propri programmi, la propria campagna diversificata, peculiare, relativa al proprio territorio. Resta il rebus del capolista, parrebbe essere il generale Roberto Vannacci, fortemente voluto da Salvini, non apprezzato dalla base leghista. Nessuna conferma, nessuna smentita. Potrebbe essere Vannacci, ma le scelte sono appunto della segreteria federale. Ma non solo, dipende anche da Zaia. Tramontato il 3° mandato, se il governatore cambiasse idea avrebbe assicurato il posto da capolista a nord-est, anche all'ultimo minuto, come garantito dallo stesso Salvini. Il pressing sul governatore si fa più intenso con il lontano ricordo dell'ultima tornata del 2019 ed il partito al 34%, oggi nettamente sotto la doppia cifra. Zaia piace ovviamente, come ho sempre detto, Zaia può fare qualsiasi tipo di sfida e sa benissimo che qualsiasi tipo di sfida la vincerebbe. È una figura che rappresenta un elemento di forza di questo movimento politico in Veneto e che sicuramente può fare qualsiasi cosa anche in ambito politico. Ovviamente sono scelte personali.